Nella rubrica di Veneto Globe Dialogando con, oggi ospitiamo Alessandro Faè, responsabile del gruppo di vespisti Uva Generation, che oltre a mantenere la tradizione delle piccole ruote, organizza ogni anno delle manifestazioni che coinvolgono appassionati da tutta Italia e qualche volta anche dall'estero. Dico bene, Alessandro? Sì, corretto. Corretto. Un benvenuto al nostro ospite e agli ascoltatori. Signor Faè, perché questo amore per la Vespa? Da cosa nasce? Sono sempre stato appassionato dalla Vespa. Sinceramente, mio papà mi ha sempre trasmesso la passione per i motori in generale, quattro ruote, due ruote, eccetera. Però abbiamo iniziato così a appassionarsi anche tramite mio fratello, che è 5 anni più vecchio di me. Ci siamo appassionati alle Vespe, quindi io da sempre, all'inizio andavo Vespe su zone private, ancora quando non avevo 14 anni, e poi da 14 anni in poi ho iniziato ad andare su strada e ancora adesso. Prosegue, dai, la passione. Ma che cosa si sente? L'amore per l'ambiente, l'amore per i motori, l'amore per il viaggio, il vento che che ti spinge nei capelli, cos'è il fatto più importante? Beh, sì, è un po' tutto, perché con la Vespa innanzitutto si crea, con la scusa anche di tutti questi club che sono nati, diciamo, e sono rinati, perché c'è stato anche un periodo quando la Vespa era passata di moda. E grazie a metti più o meno, fine anni 90, primi anni 2000, sono ritornati questi club e quindi la gente è tornata a appassionarsi della Vespa e quindi la Vespa si va anche in giro anche come gruppo, come nascono tante belle nuove amicizie che rimangono anche negli anni. Negli anni, nel tempo, sì. Sì, quindi Sì, sì. con la Vespa sì, è sia una passione per i motori ovviamente, però anche una passione di stare in compagnia, è un altro modo di andare, perché essendo un mezzo più lento ci si gode di più il paesaggio. Un modo differente di fare turismo e di Sì, contattare le persone. sì, è Quanti anche sono bello. oggi in Italia gli appassionati di Vespa? Beh, non lo so dire con precisione, però comunque sono migliaia, perché c'è il Vespa Club Italia, che ci sono club in ogni regione, in ogni provincia, oltre a chi non è iscritto ai club, o come possono essere gruppi o individuali, quindi diciamo che sono sempre crescendo il numero. Ci sono anche collezionisti di Vespe. Sì, beh, certo, perché comunque sì, qualunque vespista è appassionato anche dei mezzi d'epoca. Ovviamente adesso le Vespe hanno anche un certo valore, ci sono modelli che superano anche Quelli di 10.000, più euro. un'automobile quasi. Que- Quindi una volta le Vespe le buttavano via, sì. tante volte soprattutto in posti di montagna come qui buttavano via il telaio, tenevano il motore per usarlo come argano, come vericello. E, mentre adesso tante persone si mangiano le mani perché se l'avessi tenuta avrei un mezzo Sì, di lavoro. sarebbe un capitale. Sì. Dove sono i club più forti? Beh, sicuramente nelle grandi città, c'è a Roma o Milano, sono i posti dove c'è più, sì, Ma ci sono più. esistono di questi club anche fuori dall'Italia? Sì, sì, beh, praticamente la Vespa ci sono club in tutto il mondo, dagli Stati Uniti, in tutta Europa, all'Asia, anche ci sono molti appassionati. Ma la Vespa si produce ancora, è ancora in produzione? E Purtroppo no. dove si produce? Purtroppo no. Il PX, che è l'ultimo modello, che è quello degli Mm. anni 80, è stato prodotto fino a qualche anno fa dalla Piaggio. Poi c'era un'azienda indiana, la LML, che purtroppo ha chiuso anche quella, quindi attualmente la Vespa viene prodotta ancora, però sono i modelli nuovi con variatore, non hanno più le marce, tutta linea completamente diversa. Cioè, io avevo sentito dire che la Piaggio voleva riportare in Italia una fabbrica di Vespe.
Purtroppo per adesso no, probabilmente vista l'enorme richiesta e anche la passione che c'è ancora, può essere che riprenderanno di nuovo la produzione di un PX o un modello simile, però attualmente non si sa ancora. Voi realizzate ogni anno dei tour e dei raduni. Sì. Voi ne fate uno specifico per la montagna. Da quanti anni lo fate? Ormai quest'anno sarebbe stato il 16° anno che organizzo il Run to the Pines, che è un giro turistico di... Allora, è stato per 10 anni, è stato solo di un giorno. Dalla domenica mattina si facevano le iscrizioni, ci si trovava qui in zona Centro Cadore e si partiva per il giro. Poi abbiamo deciso di farlo di 2 giorni perché un giorno alla fine ormai le strade sono quelle, in una domenica mattina fino al primo pomeriggio il tempo è quello che è, abbiamo deciso di 2 giorni in modo da allargare un po' anche il percorso, di allungarlo, di far visitare molti più posti. Ma adesso però con il discorso della rarefazione della distanza obbligatoria dovreste essere favoriti nell'organizzare questi incontri, Ma infatti ci questi stiamo ancora giri. pensando perché noi lo organizziamo sempre per il primo fine settimana di luglio più o meno. E quest'anno purtroppo non sappiamo ancora perché a quest'ora sarebbe già organizzato, però il problema è che noi facendolo di 2 giorni, intanto dobbiamo trovare una struttura alberghiera che può ospitare gruppi e siccome adesso con la scusa del Covid hanno limitato anche i posti, è un po' un problema anche per i ristoranti e abbiamo bisogno, perché noi adesso da quando lo facciamo di 2 giorni siamo un po' meno partecipanti ovviamente, però sempre una quarantina, cinquantina di persone siamo, quindi sarebbe difficile, Io dovremmo aspettare un po'. ho visto passare le vostre comitive, una volta l'avete fatto anche vicino a casa mia, un raduno, ho visto delle vespe che arrivano da tutta Italia per Sì, partecipare. sì, sì, beh, ma abbiamo, beh, anche dall'estero qualche volta sono arrivati, tipo gli amici dall'Austria, dalla Svizzera sono arrivati, oppure dalla Toscana, abbiamo sempre un gruppo di amici che arrivano dall'Emilia Romagna, gli amici da Alba, dalle Langhe, che vengono non ogni anno, ma quasi, che è ormai un appuntamento fisso. E poi Eh, soprattutto sono i partecipanti dal Triveneto. Ecco. È un bel viaggio, però da Alba arrivare fino in Cadore con la Vespa. Sì, l'hanno fatto anche in Vespa, però visti i tempi stretti preferiscono ultimamente usare un furgone. Un altro metodo, insomma. Sì, Ma quello che voi fate con questi tour, non parlo dei raduni, ne parleremo dopo dei raduni, ma dei tour, voi portate anche il turismo anche nei rifugi, in cima alle montagne. Avete visitato i rifugi anche voi? sì, beh, allora siamo alla terza edizione, siamo andati, abbiamo parcheggiato le Vespe sul Passo Falzarego e siamo saliti con la funivia a mangiare a Rifugio Lagazzuoi. Una volta siamo andati a Pian dei Buoi. Un'altra volta siamo andati al 10° all'anniversario, abbiamo mangiato, vabbè, non era un rifugio, però abbiamo mangiato ad Amosco alla festa degli Alpini, sul Passo Zovo in Val Visdende, a Rinfreddo, in Comelico, rifugio Rinfreddo. Ma come si fa a iscriversi al vostro club? Ah beh, allora, lo pubblicizziamo online sul nostro sito uvageneration.com Sì. e poi su Facebook e altre piattaforme. E, sul nostro sito, sul forum, c'è una lista perché noi abbiamo bisogno di una prescrizione. Si paga la mattina quando si arriva, però abbiamo bisogno di una lista dei partecipanti sicuri in modo che la giro all'albergo, dove dormiamo, dove mangiamo, in modo da sapere il numero preciso delle persone. Anni fa c'era un forte club da Pordenone, è ancora attivo? Sì, beh, c'è l'Espa Club di Udine, di Pordenone, ce ne sono praticamente quasi ogni città, ad esempio anche a Treviso, il Vespa Club Treviso, che io sono iscritto dal 2000, mi pare, dal Ma voi 2000. a Treviso fate i raduni però? Sì, beh, è tra i più vecchi club che sono ritornati di questi tempi. Il Treviso è stato anche sicuramente il più grande d'Italia come numero di iscritti. E noi appunto per quello abbiamo iniziato
a organizzare questo raduno da noi, perché andavamo sempre in giù per i raduni praticamente, Treviso oppure Friuli, e dopo un po' abbiamo deciso anche, ma perché non li portiamo da noi? Perché ci siamo accorti che il Cadore non è conosciuto, ma neanche da gente, da amici dei ragazzi di Treviso, da Padova, così. Sì, ero stato da giovane con la famiglia, da bambino, e poi no. Allora abbiamo deciso di farli Ma per tornare. questo succede perché non ci sono più le colonie, no? Allora Vero. i bambini non vengono più su da noi. Una volta venivano con le colonie, quando c'era la colonia Mari che accoglieva i ragazzi, accoglieva dei turni di 500 bambini per ogni turno. Adesso è tutto chiuso, adesso sono solo adulti, perciò chiaramente si perde il collegamento con la popolazione nuova, diciamo con i nuovi turisti, no? E i nuovi appassionati. Sì, è Ma vero. la popolazione dove voi girate, come vi accoglie? Con una festa vi accoglie? Sì, sempre, sempre. Perché comunque noi, la Vespa, ma intanto è un mezzo simpatico. E poi ricorda tutti, perché poi quando andiamo, facciamo la tappa rinfresco durante la mattinata, parcheggiamo in una piazza di un paese, eccetera, e vengono tutti a vedere, i bambini, poi anche di tutte le età, perché anche persone più anziane si ricordano quando da giovani andavano con la Vespa, allora vengono lì a Ce ammirarsi la l'avevo Vespa. anch'io, perciò Ma sì, infatti è quello il sì, sì, bello, no? Sì, sì, sì. che sono tutti Avevo bei ricordi. una 150, sì, Eh sì, sì, sì. No, ma c'è anche come si può dire, un'organizzazione come Vespe Storiche? sì, beh, i Vespa Club d'Italia, quelli ufficiali, organizzano anche delle manifestazioni proprio indicate per i mezzi storici, perché una volta organizzavano gli Audax o queste gare tipo di durata, di endurance, così, su strade aperte al pubblico, soprattutto nei passi di montagna. Adesso ci sono queste rievocazioni delle gare storiche fatte con i veicoli che c'erano all'epoca, quindi limitati fino all'anno 60, 58, quello che è, 62. Ma di quelle vecchie si trovano ancora i pezzi di ricambio? Sì, sì, la produzione c'è sempre, non ci sono Ma problemi. vengono prodotti nuovi, ex novo? Sì, 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 e con la scusa che è tornata di moda, ci sono aziende anche artigianali che producono parti speciali modificate per le Vespe. Adesso non c'è nessun problema, perché comunque oltre all'Italia molti ricambi vengono prodotti anche in Asia, India, Vietnam, si trova di tutto La praticamente. Vespa era stata veramente una calamita anche per le donne, ma lo è ancora anche adesso? Oppure la moda è passata? Sì, no, bisogna dire che, beh, è in piccola parte, però ci sono ancora ragazze, non solo passeggere, ma anche proprio vengono con la propria Appassionate? Vespa. Sì, sì, Sì. e sono molto anche agguerrite su strada. No, anche perché è molto bello andare in giro in queste compagnie, fare questi giri. Ecco, un'altra cosa, voi adesso dovete fare i programmi per l'estate. Cosa pensate di fare per quest'anno? Quest'anno siamo ancora un attimo fermi perché vogliamo aspettare magari nuove ordinanze, eccetera, per il discorso degli assembramenti, eccetera, perché finché non sappiamo bene come procedere per organizzare, per dormire, per mangiare, per anche i ritrovi, siamo ancora un attimo fermi. Ma non avete neanche abbozzato un programma? Ma no, ma tanto, cioè, noi ogni anno facciamo un giro diverso, le idee ci sono sempre. Noi, siccome è dall'11ª edizione, lo facciamo di 2 giorni, allora il nostro problema principale è dove trovare da dormire e da cenare a buon prezzo, perché noi facciamo un pacchetto iscrizione tutto compreso e mettiamo via come associazione poco o niente, giusto per avere qualche cosa, per fare i nuovi gadget, così. Mm. E quindi cerchiamo di tenere un prezzo molto molto basso. Sì? E quindi noi partiamo dall'idea, dobbiamo trovare un posto dove dormire che ci faccia un buon prezzo e da lì ci creiamo il percorso. Ma leva una curiosità, perché uva? Il nome Uva è venuto così, dell'associazione? un'idea, sì, era uva che, beh, lo diciamo, che vuol dire Unione Vespisti Alcolizzati.
che ovviamente è un nome goliardico, non siamo alcolizzati, però questo nome poi è anche talmente simpatico che fa ridere tutti e per quello siamo anche diventati sì, abbastanza famosi anche in Italia, anche all'estero, ci conoscono tutti perché non è un nome, di solito i club si chiamano Vespa Club Sì, Treviso, Vespa sì, Club, sì. invece noi ci chiamiamo Unione Vespisti Alcolizzati, allora è un po' particolare. Ancora un po' vi offrono la grappa appena arrivate. Ma infatti sì, sì, l'idea è quello, non dico che non si beve, magari essendo di 2 giorni, la sera i ragazzi una birretta o due se la bevono senza problemi, però su strada siamo tutti molto, molto civili, educati. Dai. Va bene, e allora a questo punto a noi non resta che ringraziare Alessandro per quello che ci ha raccontato, fare un grande augurio a tutti i vespisti d'Italia e Grazie. speriamo che possano muoversi come vogliono per ritornare rombando su per le nostre montagne. Grazie Alessandro e grazie ai nostri ascoltatori. Buona giornata. Grazie mille a voi, ciao, arrivederci.